Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia gravissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano, nostro patrono, e di tutti i santi, Dio Onnipotente e misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà al Vangelo con il ministero di San Tiziano Vescovo. Concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce. Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che ha detta la fede. Chi ha un ministero attenda il ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento. Chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò diventare pescatori di uomini. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti.
salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche, fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Carissimi confratelli sacerdoti, diaconi, in particolare carissimo confratello Monsignor Beniamino, Stella, autorità civili, forze dell'ordine, membri dell'Ordine Militare di Malta, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, fedeli, consacrati, consacrate, fedeli tutti, vi saluto, vi ringrazio di essere presenti a questa solennità in cui festeggiamo il nostro patrono Sant'Iziano, una festività molto sentita in tutta la diocesi, ma in modo tutto particolare qui a Ceneda, Vittorio Veneto e a Oderzo. Lasciando i saluti per domenica prossima, mi fermo alla parola del Signore che abbiamo ascoltata e alla festa di questo santo. Vale sempre la pena di lasciarci istruire da lui. Abbiamo sentito queste parole, abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. San Paolo, paragonando la comunità cristiana a un corpo, ecco, con doni diversi. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Questo è una grande realtà che conosciamo bene, magari non siamo sempre capaci di metterla a frutto bene, però questa è la realtà. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Oggi noi siamo qui per celebrare i doni che Dio ha dato a Sant'Iziano. Ma è stato tanti di quegli anni fa, potrebbe obiettare qualcuno, ormai, certo. Eppure questi doni continuano a portare frutto ancora oggi.
il fatto che noi continuiamo a invocare San Tiziano come nostro patrono, il fatto che noi continuiamo a guardare a lui come esempio e testimonianza esemplare di vita evangelica, dimostrano proprio questo fatto e ci suggeriscono una grande e illuminante legge spirituale, una legge di cui spesso ho parlato in questi anni della mia predicazione e su cui mi par giusto tornare anche in questa circostanza. Questa legge la potremmo definire così: i doni del Signore, quando sono accolti con riconoscenza, riconosciuti cioè come doni, e condivisi con i fratelli e le sorelle, fatti diventare dono a nostra volta, questi doni allora continuano a manifestare la loro fecondità per sempre. Per sempre. Contengono, per così dire, quell'acqua che zampilla per la vita eterna di cui ha parlato Gesù. Perché? Perché sono doni vissuti nello Spirito Santo e non semplicemente come casualità o fortuna. Ebbene, guardando alla figura di San Tiziano, noi possiamo proprio vedere questa esperienza spirituale nello Spirito. Egli accolse la propria vita, la fede che ha ricevuto, il ministero a cui è stato chiamato, le qualità e le doti anche intellettuali, culturali che certamente aveva, li accolse non come qualcosa di cui impadronirsi per diventare grande, importante, potente. No, assolutamente. E neppure egli vide in questi doni un peso insopportabile da portare. Perché può capitare anche questo. Può capitare che i doni diventino una cosa di cui mi impadronisco, e spesso succede, ma può capitare anche che i doni a un certo punto appaiano pesanti e quasi insopportabili. Pensiamo, per non andare tanto lontano, al dono di un amico, al dono della propria moglie, al dono del proprio marito, al dono dei figli. Doni bellissimi, ma a volte quanto pesanti, al punto da rifiutarli. Ma pensiamo noi preti alla nostra vocazione, al nostro ministero, quanto sono belli e quanto belli appaiono a volte, ma quanto appaiono pesanti altre volte. Ebbene, Tiziano non si lasciò vincere né dalla tentazione di vedere in questi doni un possesso di cui ingordamente impadronirsi, ma neppure da quella di vedere in essi un peso da scaricare. Ma li vide appunto come dei doni di cui essere riconoscenti al Signore e da mettere a servizio di Dio e dei fratelli, facendoli diventare doni da fare agli altri. Non si è tirato indietro quando gli hanno chiesto di prendere sulle spalle e di guidare la chiesa di Opitergium, ma dedicò tutto se stesso alla guida della comunità cristiana in un frangente sicuramente molto più pesante di quello che noi oggi stiamo vivendo, e che pure ha le sue pesantezze, ma certamente era molto più pesante. Erano tempi di invasioni barbariche, di migrazioni di popoli, sarebbe più esatto dire, con tutte le violenze che ne venivano. Ed era anche un tempo di divisione nella fede. Era il tempo dello scisma così chiamato dei 3 capitoli. Tiziano, ripeto, non si tirò indietro, anche perché aveva ricevuto l'esempio del suo predecessore Floriano, il quale si era comportato nello stesso modo, non aveva considerato il dono della fede dell'episcopato come un possesso o qualcosa di privato, ma aveva continuato a considerarlo un dono da offrire, da annunciare anche agli altri, e proprio per questo aveva lasciato Oderzo ed era andato a fare il missionario, l'evangelizzatore nella Dalmazia. Un dono, la fede, da donare a propria volta. In questo senso allora possiamo dire che Tiziano, e prima di lui Floriano,
ci sono di testimonianza e di esempio. Possiamo allora riprendere quella legge spirituale che abbiamo enunciato all'inizio con queste parole: una vita accolta come dono del Signore e offerta in dono ai fratelli resterà per sempre un dono per tutti. Non smetterà mai di portare frutti, porterà frutti buoni per sempre. E in questo senso allora possiamo comprendere anche il Vangelo che abbiamo sentito. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. È la parola di Pietro che risponde a Gesù dopo una notte di pesca senza frutti. Quel Gesù che gli dice: prendi largo e calate le reti. La risposta di Pietro potrebbe essere proprio intesa come raffigurazione plastica, concreta, di quanto abbiamo finora detto. Quante volte, mettendo a frutto gli insegnamenti di Gesù, che sono un dono, ricordiamocelo sempre, noi spesso non pensiamo che siano un dono, no, è un dono quello che Gesù ci fa, dandoci delle indicazioni, degli insegnamenti, dei comandamenti. Ecco, quante volte succede che non portiamo a casa niente mettendo in pratica questi insegnamenti, quante volte sforzandoci di essere buoni, fedeli, giusti, onesti, generosi, sforzandosi di perdonare, ci sembra di rimanere con le tasche vuote. Maestro, non abbiamo preso nulla, eppure ci siamo sforzati con fatica di vivere gli insegnamenti che ci hai donato. Quante volte esprimiamo questo sentimento? Ma sulla tua parola getterò le reti, dice Pietro. Mi fido di te, che mi dai queste indicazioni come dono del tuo amore. Continuo a considerarle e a viverle come dono, anche se apparentemente non me ne viene niente in tasca. Sembrano solo dei pesi, degli intralci. E giunge sempre questo momento, inevitabilmente, è una legge normale della vita spirituale. Ma sulla tua parola getterò le reti, dice Pietro. Mi fido di te e continuo e persevero. Gettarono le reti che si riempirono in maniera straordinaria. Ed è quello che anche a volte noi stessi sperimentiamo quando la pazienza e la perseveranza in certi atteggiamenti che avevamo giudicato impossibili, ma ci siamo fidati del Signore, ci permettono di superare la rassegnazione e lo scoraggiamento e ci fanno sperimentare la fecondità del comandamento del Signore. Non l'avrei mai detto, ma guarda qua. A tutti sono capitati questi momenti. Se invece ci arrendiamo subito e molliamo, resteremo convinti che era tutto così, un imbroglio, una fantasia. San Tiziano non si è arreso. Avrebbe potuto dire anche lui: me ne vado, che so io, in convento, lascio ad altri questo pesante incarico. Ho predicato il Vangelo e questi qua si ammazzano. Basta, me ne vado. Rimasi un momento tragico della vita di Oderzo, quando c'è stato quell'eccidio che poi ha portato alla distruzione di Oderzo. E la sua fedeltà contribuì non a risolvere tutti i problemi, ma contribuì certamente alla conversione spirituale del popolo invasore, che lo volle come suo patrono per imitarne le virtù. I Longobardi, che distrussero Oderzo, presero come patrono proprio il vescovo di Oderzo. In questo senso possiamo davvero considerare San Tiziano come un seminatore di speranza, per stare al nostro progetto pastorale, seminare speranza dentro quest'anno giubilare. Con la sua parola e il suo esempio di fede, nel Vangelo Tiziano ha gettato dei semi che tuttora continuano a germogliare e a portare frutti buoni. Chiediamo al nostro patrono che continui a proteggere anche il cammino della nostra Chiesa, che ci aiuti a perseverare nella fiducia del Signore
e nei doni che Egli ci fa. Così potremo sperimentare la verità e la fecondità di questi doni e potremo diventare anche noi, a nostra volta, magari nel nostro piccolo, seminatori di speranza. Rinnoviamo ora la nostra fede alternandoci nel canto alla scuola Cantorum. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam
et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver ascoltato la parola che il Signore ci ha rivolto, in questa solenne liturgia in onore di San Tiziano eleviamo a Dio la nostra preghiera unanime per la Chiesa e per il mondo intero. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, perché con la parola e la vita non si stanchino mai di cercare coloro che si sono allontanati e di invitarli a ritornare tra le braccia del Padre misericordioso. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Vescovo Corrado, il Signore, che lo ha chiamato quale successore degli Apostoli a guidare la Chiesa di San Tiziano, gli conceda che il frutto delle sue fatiche rimanga come benedizione per la nostra Chiesa diocesana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti, ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione o vergogna. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, perché i giovani che si sentono chiamati dal Signore ad una scelta di consacrazione particolare abbiano la forza di una risposta pronta e generosa. Preghiamo. Ascoltaci. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché in quest'anno giubilare lo Spirito Santo ci aiuti, sull'esempio del nostro Santo Patrono, a riscoprire la gioia del nostro essere figli di un Dio grande e misericordioso e ad essere seminatori di speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, guarda il tuo popolo che si affida a te in preghiera. Tu che un giorno donasti a questa terra come pastore e guida il Vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nella vigilante attesa di contemplarti santi fra i santi, nella gioia senza fine del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con timore e amore ci accostiamo, o Padre, al tuo santo altare nel glorioso ricordo di Sant'Iziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella testimonianza di fede di Sant'Iziano Vescovo, tu hai reso feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del Santo Patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi una offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano Vescovo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, il Vescovo Beniamino, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui essa vive la festa del suo patrono San Tiziano. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che sull'esempio di San Tiziano professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione conclusiva, perché poi facciamo la processione, un avviso che riguarda principalmente i preti e i diaconi. Nel 2016 è stato pubblicato un volume che raccoglieva le figure di tutti i parroci, tutti i preti, morti dal 1980 circa ad allora. C'era stata una precedente pubblicazione di Monsignor Cunial e poi più niente, quindi ho voluto raccogliere quello che veniva scritto nel bollettino diocesano di biografia e gli articoli apparsi sull'azione. Terminava con Don Sergio Bartolamiol, morto in quell'anno. Da allora sono morti altri 60 preti. E mi pareva giusto concludere il mio episcopato raccogliendo in una pubblicazione gemella, più piccola ma contenente 60 preti morti in questi anni qua. L'ultimo è Don Francesco Dalcin, morto negli ultimi giorni dell'anno scorso. Ho pensato di mettere anche i diaconi, visto che fanno parte del ministero ordinato, 9, a cominciare da Luigi Feltrin fino all'ultimo Ugo Bravo, sepolto qualche mese fa. Ecco, quindi questa è una nuova pubblicazione. Voi potete trovarla, avete un po' di pazienza che i seminaristi dopo la liturgia si preparino. A destra, uscendo, ci sono 4 banchetti, ci sono uno che distribuiscono ai diaconi e gli altri 3 da vari ordine alfabetico. Ci sono non solo i preti diocesani, ma anche i preti che lavorano qui in diocesi. Ci sono i deoniani, ci sono i giuseppini, ci sono i servi di Maria, ci sono anche altri preti stranieri. Non ci sono i francescani di Motta e di Vittorio e i cappuccini. Don Davide Forest darà loro delle copie in modo che anche loro siano raggiunti. Quindi distribuiamo a questi i sacerdoti e i diaconi. Poi chi desidererà delle altre copie le troverà all'azione. I preti che non ci sono troveranno queste copie in segreteria della curia, che sono date in omaggio. Il venerato padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, amministratore apostolico di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Tiziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Tiziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen.
lo Spirito Santo che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà al Vangelo per una vita santa. Amen. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo e di San Tiziano, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tra qualche istante vivremo il nostro atto di venerazione a San Tiziano, di cui onoreremo le reliquie. Siamo tutti invitati poi ad unirci alla processione verso la cripta, dove si concluderà la celebrazione eucaristica, con l'ordine seguente: Croce, Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta, membri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, sacerdoti, capitolo dei canonici, l'insigne reliquia di San Tiziano, il Vescovo, le autorità. Tutti gli altri sono invitati a rimanere nei propri posti. Al termine della celebrazione liberamente potranno scendere in cripta. Ci uniamo ora nel ritornello Padre Maestro e nei successivi canti riportati nel foglio. Glorioso San Tiziano, nostro patrono, ottieni alla nostra Chiesa di credere alla possibilità della santità e donaci la letizia e il coraggio di vivere le beatitudini del Vangelo nella vita di ogni giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come
O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte, ti preghiamo per i sacerdoti della nostra Chiesa, perché insieme con il tuo successore diano testimonianza di vera comunione e con il loro servizio pastorale edifichino la comunità ecclesiale nella gioia dell'unità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era. O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace, ti preghiamo per la pace nel mondo, una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre.
Guarda, Signore, la tua famiglia, che il Vescovo Santiziano generò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero il primo germe della fede, per sua intercessione comunica a noi la pienezza del tuo amore per Cristo nostro Signore. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.